Aspetto che finisca tu e dopo do il via. Buonasera a tutti. Siamo tutti? Diamo inizio al Consiglio Comunale e procediamo con la lettura dell'appello. Grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Presente. Canta Elisa. Di Vece Daniela, assente giustificata. Trevisan Elisa. Bravin Rachele, assente giustificata. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Tamassia Evaristo, assente giustificato. Marchesan Rocco. Buoso Arianna. Boato Giuseppe. Miollo Carlo. Basolino Antonio. Assessori esterni Antelmo Luca. Calmo Luca. Berardo Giampietro. Doretto Catiuscia, assente. Monerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori i consiglieri Buoso, Baso e Perissinotto. Il capogruppo Zia chiede un attimo la parola, grazie. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Colgo l'occasione a nome mio e di tutti i componenti della lista civica Caule di Tutti di congratularci con la neoeletta consigliera regionale Rosanna Conte, cittadina del nostro comune ed espressione del nostro territorio, che mai prima d'ora aveva avuto una rappresentanza istituzionale tale. Certi di una proficua collaborazione futura, gli auguriamo buon lavoro. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal numero 40 al numero 47 del 25 settembre 2025, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini e che copia degli stessi è stata inviata ai capogruppo consigliari nei termini, ritenuti gli stessi atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, e visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dagli uffici competenti, si chiede di approvare i verbali del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni indicate dalla numero 40 alla numero 47 del 25 settembre 2025. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 2. Approvazione schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Caorle per l'intervento opera pubblica denominato Messa in sicurezza innesti viari lungo la strada provinciale 54, intervento 1, intersezione strada provinciale 54 con via Sansonessa. Relaziona l'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La delibera per oggetto l'approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Caorle per la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza all'incrocio tra la statale provinciale 54 con via Sansonessa. Nell'ambito degli interventi rivolti al miglioramento della sicurezza stradale è stato ritenuto opportuno procedere a un riordino delle intersezioni presenti lungo la strada provinciale 54 attraverso la realizzazione di 3 nuove rotatorie. Ingresso a Porto Santa Margherita in corrispondenza all'incrocio in via Eric il Rosso. Ingresso a Porto Santa Margherita in corrispondenza all'incrocio Corso Venezia. Ingresso al capoluogo in corrispondenza all'incrocio strada Sansonessa. Nell'aprile del 2022 è stato affidato l'incarico di progettazione di 3 interventi. La rotatoria in corrispondenza in incrocio di Corso Venezia per un costo di 725.000 euro è stata recentemente ultimata, anche grazie a un contributo regionale di 350.000 euro. Per la rotatoria di via Eric Rosso è in corso l'elaborazione di progetto di fattibilità tecnico-economica. Per la rotatoria in corrispondenza all'incrocio di strada Sansonessa
con delibera di Giunta Comunale numero 183 del 26 giugno 25 è stato approvato il progetto esecutivo che prevede un costo complessivo di 600.000 euro per la realizzazione dell'intervento. In seguito all'istanza presentata dal Comune, la Città Metropolitana di Venezia ha accolto l'offerta in collaborazione, proponendo di farsi carico della realizzazione dell'opera e di partecipare al 50% della spesa complessiva, pari a 300.000 euro. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 22, in data 29 aprile 2025, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, prevedendo tra l'altro lo stanziamento di 300.000 euro per la realizzazione dell'intervento. Dato che l'opera verrà realizzata dalla Città Metropolitana di Venezia, l'intervento sarà inserito nel programma triennale di lavori pubblici dell'ente e pertanto è stato stralciato dal programma del Comune di Caorle. Per dare corso alla realizzazione dell'opera è necessario divenire a una convenzione con la Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, al fine di regolamentare gli rispettivi diritti ed obblighi. La delibera è finalizzata ad approvare lo schema di convenzione che stabilisce che la Città Metropolitana di Venezia finanzierà per 300.000 l'importo dell'opera e di 600.000 e curerà le fasi realizzative dell'intervento, occupandosi della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, provvedendo alla liquidazione del corrispettivo dei lavori al collaudo. Il Comune di Caorle finanzierà l'opera per 300.000 euro e si farà carico della manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale e dell'impianto di illuminazione pubblica. La procedura di affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento verrà avviata nel corso del 2026. Grazie. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto, prego, Capogruppo Miollo. Grazie, buonasera a tutti. No, solo per sapere quando si prevede che possa essere portata a termine quest'opera, verosimilmente, perché 2026 si parla di... Prego, sì. Prego, Assessore. Auspicabile prima dell'inizio della stagione, però con i tempi della Città Metropolitana, voglio dire, però l'intento è quello, perché adesso, fra l'altro, aggiungo Ponte Saetta. Vi ricordate che a fine stagione la Città Metropolitana prevedeva un intervento, quindi di togliere il ponte per portarlo in officina e sistemarlo per 4-5 mesi. Fine stagione, siamo a dicembre, quindi sui tempi mi prendo qualche riserva, insomma, ecco. Spero che sia pronto prima della stagione, ecco. È chiaro che sì. Grazie. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Per il punto appena esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 3. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 292 del 30 ottobre 2025 ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e contestuale variazione al PEG 2025-2027. Relaziona l'assessore Montisano. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Procediamo quindi a ratificare la delibera giuntale numero 292 del 30 ottobre 2025, una delibera che trova origine dalla necessità di provvedere con urgenza alla copertura delle maggiori spese correnti che si sono rese necessarie in base all'andamento della gestione, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e alle priorità indicate dall'amministrazione. Per il settore delle finanze e affari generali si sono incrementati le spese per il trattamento accessorio del personale dipendente e sono stati stanziati euro 92.300 nel 2025 e 94.100 per gli anni 2026-2027. Si sono inoltre stanziati spese per contenzioso per euro 40.000 e maggiori spese per il rimborso permessi amministratori, lavoratori dipendenti per euro 10.000. Spese di funzionamento ufficio ragioneria euro 2.000. Per il settore polizia locale sono stati stanziati euro 1.500 per la manutenzione di veicoli.
Per il settore politiche territoriali e sviluppo economico sono stati ripristinati gli impegni erroneamente cancellati in sede di riaccertamento residui per euro 18.169,21. Le maggiori spese trovano copertura con avanzo disponibile per spese correnti per euro 18.169,21, maggiori introiti da imposta di soggiorno per euro 54.300 e dal contributo statale articolo 1, comma 946 della legge 213/2023 per euro 91.500. Grazie. Interventi o richieste di chiarimento su questo punto? Nessuna. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, anche noi voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Approvata. Punto 4. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 301 del 6 novembre 2025, ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e contestuale variazione al PEG 2025-2027. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Procediamo ora a ratificare la delibera di Giunta numero 301 del 6 novembre 2025. La delibera trova origine dalla necessità di provvedere con urgenza alle coperture delle maggiori spese in conto capitale e correnti resesi necessarie. Nella presente variazione, quanto non coperto da spostamenti tra capitoli di spesa viene finanziato con le maggiori entrate da imposta di soggiorno per euro 25.150. Per il settore tecnico sono stati stanziati 25.000 euro per l'acquisto di luminarie. Per il settore servizi alla persona, euro 40.000 per manifestazioni culturali. Rimodulazione dei capitoli di spesa per contributi e manifestazioni turistiche con un aumento della spesa complessiva per euro 2.850. E poi naturalmente fra i risparmi di spesa ricordo minori spese per la consulta dei giovani pari a 2.700 euro e la minore spesa per il bonus prima infanzia per euro 40.000 euro. Questo bonus non è stato fatto perché c'era già un bonus uguale a livello di legge di bilancio statale. Grazie. Interventi, richieste di chiarimento su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Passiamo all'ultimo punto, il numero 5 all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con la delibera di oggi andiamo ad apportare modifiche al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 a seguito delle richieste dei settori dell'ente, richieste che nascono dall'esame dei fabbisogni in relazione all'andamento della gestione, all'attuazione degli obiettivi e alle priorità indicate dall'amministrazione. In questa variazione si procede all'applicazione di avanzo libero per euro 435.700 e di avanzo vincolato per euro 60.000. Si procede inoltre all'aggiornamento, in base all'andamento della gestione, di alcune entrate, tra le quali gli incassi IMU per partite arretrate euro 25.000, i proventi da parcheggi per euro 50.000 e l'imposta di soggiorno per euro 146.800. Per quanto riguarda le spese in conto capitale sono pervenute le seguenti richieste dai vari settori. Settore tecnico, euro 120.000 per anticipazione fondi ad Ater per manutenzione alloggi ERP, che Ater restituirà nel 2026 per euro 88.000 e nel 2027 per euro 32.000. Euro 120.000 per incarichi di progettazione. Euro 70.000 per la sistemazione della delegazione di San Giorgio per l'installazione di un bancomat di Poste Italiane.
Euro 40.000 per demolizioni e scavi per la realizzazione di un parcheggio. Euro 30.000 per la sistemazione della pavimentazione di via Roma. Euro 30.000 per la sistemazione di alloggi ERP. Euro 25.000 per la manutenzione straordinaria della sede della Voga Caorle. Euro 2.800 per l'acquisto di attrezzatura per la manutenzione del verde. Servizi alla persona, Euro 22.900 per l'acquisto di arredi per gli uffici dei servizi sociali e per la biblioteca. In merito alle spese correnti sono pervenute, tra le altre, le seguenti richieste dai settori. Settore finanze, affari generali. Euro 100.000 di incremento dell'accantonamento a copertura degli aumenti contrattuali per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti da erogare nel 2026. Euro 20.000 per riscossione di tributi comunali. Euro 10.000 per IVA a debito per la gestione dell'attività commerciale del Comune. Servizi alla persona. Euro 12.700 per l'acquisto di libri che viene finanziato con un contributo ministeriale. Settore politiche territoriali e sviluppo economico. Euro 15.000 per interventi urgenti di bonifica dei siti. Settore tecnico, Euro 60.000 per il ripristino dello stanziamento finanziato con avanzo di amministrazione vincolato relativo a spese relative al protocollo d'intesa con il Consorzio di bonifica del Veneto orientale per studi di fattibilità di messa in sicurezza idraulica. Euro 50.000 per spese per la gestione dei parcheggi a pagamento. Euro 22.500 quale rimborso all'azienda speciale Don Moschetta per spese anticipate per conto del Comune riguardanti la gestione del campeggio. Grazie. Interventi o richieste di chiarimento su quest'ultimo punto? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, per cui dichiaro chiusa la seduta e auguro a tutti una buona serata. Grazie.